In quel frattempo Ezechie si ammalò di una malattia mortale. Il profeta Isaia, fidiamos, si presentò di lui e gli disse: il Signore al discussi, sistema tutto in ordine a casa tua, perché tu moriras e non tu guarissaras. Ezechie si voltò verso dal muro e fece queste preghiere al Signore. Io imo, Signore, impensiti ti prego, che io hai cirruto di l'endinante con fedeltà e con tutte coscienze dinanzi di te, e io hai sempre fatto ciò che ti piaceva a te. Ezechie attaccò a vai che non arrivava a bonarsi. Isaia non gli era incemo saltato fuori dal cortile grande che sentì la parola del Signore. Torna in Daur e dice a Ezechie, sto restando al mio popolo, il Signore, Dio dal tuo buon David, al discussi. Ho ascoltato la tua preghiera e ho veduto le tue lacrime. Tu riuscirai di che a 3 giorni tu l'aras su dal tempio del Signore. Osontarai quindi sagni alla tua vita, ti delibererai te e queste città des grifis del re di Assirie, o guarderai queste città per riguardo di me e del mio famei David. Dice all'Isaia, ciapai su un pan di fix, luciolerin e lo metterin per sore de plae e il re al guarì. Ezechie gli disse a Isaia, cemut fasarai io a sapere che il Signore mi guarisserà e che fra 3 giorni olarai su dal tempio del Signore. Al risponde Isaia, ve da parte dal Signore, il spieli che farà c'è calandit. Asto miglior che l'ombrene e l'edindenante di disgrazia o che torna in daur di disgrazia. Dice all'Ezechie, è facile che l'ombrene si slungi di disgrazia, no così, miglior che torni in daur di disgrazia. Il profeta Isaia al pre al Signore e che la fase torna in daur l'ombrene sui graz che il sorelli si era sbassato, i graz de ciamere ad alt di acaz, disgraz in daur. In quel frattempo, Merodach Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, gli manda lettere a un regalo a Ezechie, mediante che aveva sentito che gli era stato malato e che aveva da dica. Ezechie, al fu contento, e mostrò ai mes la sostanza del tesaur, la rint, l'aur, i bonodors, i lueli e fin anche duci sei armaments, e tut ce calveve tai sei dispuesis. Non desta de robe del suo palazzo e dal suo ream, che Ezechie non ur vedi fatviodi. Allora il profeta Isaia si presentò dal re Ezechie e gli domanda, ci hanno detto poche int e di che par di mon sono venuti acciattati? Risponde Ezechie, sono venuti di una terra lontana di Babilonia. Isaia al torno attacca e si hanno veduto po' dal tuo palazzo. E risponde Ezechie, e hanno veduto tutto ciò che è in il mio palazzo. Dai miei magazzini vorrai mostrato proprio tutto. Allora Isaia gli dice a Ezechie, ascolta ciò che dice il Signore. Avvigneranno giornate che tutto ciò che è al tuo palazzo, tutto ciò che hanno ingrumati i tuoi vons fin come al sarà portato tutto a Babilonia
e non resterà nulla al disse il Signore. E dai figli Gesù di te, di che tu has avuto, inciapparan partigniut al palazzo del re di Babilonia, come ciastras. Ezechie gli disse a Isaia, dopo tutto, tu mi hai contato una biele nuove dal Signore. Al pensare di fatto, e perché no? Se è pace e sicurezza fin tra mai covi fio. Il resto delle storie di Ezechia, tutto il suo valore, e c'è molto che la fatta e la vascia e il canale per portare l'aghe de città, non è il scritto dai libri dai anai dei re di Giude. Ezechia si indormidì via con i suoi vons e dal suo puesto regnà Sofì Manasse.